Presidente, ma cammina sulle acque ora? Qui, se non prendo in mano la situazione io, non ne veniamo fuori. Ma ci dica, questo stretto lo aprite o no? Of course, di corsa. Ma siccome è un po' stretto, prima lo allarghiamo un pochettino. E con il pedaggio che gli iraniani fanno pagare, come la mettiamo? Intanto gli abbiamo tolto il telepass. E se non smettono faremo una grande battaglia navale, tipo G5, colpita e affondata petroliera. Tocca a voi. Già, però nel frattempo il prezzo del carburante è schizzato a livelli altissimi, E non per me, io faccio sempre soltanto $50. Ma adesso scusa, ti devo lasciare perché ho un sacco di gente a cena e devo moltiplicare i pani e i pesci. Presidente, ultimamente le cene sono diventate un po' pericolose per lei. Stia attento che questa non diventi l'ultima cena. Tiè!